Le note di un pianoforte echeggiano nella sala teatrale della Fenice, disperdendosi per il foyer e le sale apolline. La musica qui non è cessata neanche in periodo di Covid, ma arrivava agli ascoltatori tramite i canali internet. Dal 2 giugno, invece, col concerto straordinario per il 75° anniversario della Repubblica, si riapriranno le porte al pubblico, con un cartellone che prevede anche il ritorno della lirica, prima opera il Faust, il 25 giugno. Dopo 250 giorni senza opere alla Fenice, 250 giorni dal 25 di ottobre del 2020, nel mese di giugno torna il teatro d'opere. La Fenice in questi mesi non si è mai spenta, ha sempre continuato a fare concerti in streaming, tenendo in vita il suo rapporto, proprio cercando di entrare nelle case della gente. Ma adesso finalmente avremo di nuovo in questo teatro l'opera. In programma ci sono 5 produzioni liriche, ma anche il ritorno in Fenice di Riccardo Muti, 4 concerti sinfonici dell'Orchestra del Teatro e un omaggio a Stravinsky nella Basilica di San Marco, magari in attesa di qualche novità sul fronte delle norme anti-Covid. Certamente ci attendiamo un progressivo scioglimento di tutti quei lacci che abbiamo adesso sui protocolli di sicurezza, ma comunque sia abbiamo disposto un inizio dell'attività operistica in totale sicurezza e tenendo conto anche di quelle che sono le limitazioni e cercando di fare di queste limitazioni, oltre che delle limitazioni, delle risorse per farci venire idee diverse sul come fare spettacolo. Che risposta vi aspettate dagli spettatori? Gli spettatori ci hanno fatto capire attraverso tutto questo tempo di voler tornare. Ogni volta che abbiamo aperto, anche per 200 spettatori, abbiamo sempre fatto il sold out fra i giovani, fra i meno giovani, fra tutti.